L'autonomia riprende slancio dopo il passaggio in Consiglio dei Ministri, ma dal Veneto arriva una sorta di chiamata alle armi in un momento molto delicato del percorso autonomista. Attenzione, perché la strada è ancora molto lunga, c'è tutto il percorso parlamentare, c'è il percorso delle consultazioni con il territorio, con le varie conferenze, con le regioni, quindi sicuramente la battaglia è solamente all'inizio, senza considerare che poi noi ci troveremo contro tutto l'apparato burocratico statale e ministeriale, una forte componente politica soprattutto legata alle regioni del Mezzogiorno. La politica ha fatto la sua parte e la farà ancora, ma il vicepresidente del Consiglio Veneto avverte che questa È una battaglia che non può condurre solamente la politica, ma devono farsi sentire anche le varie associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, sindacale, sociale e culturale delle nostre regioni, altrimenti una battaglia solamente politica non ha alcun senso. La battaglia, ribadisce Finco, deve partire proprio dal territorio. Questa è una battaglia del territorio e se il territorio chiede autonomia e crede nell'autonomia, deve anche ovviamente in maniera sostanziale ma in maniera corale portare avanti questa battaglia e farsi sentire. Ma come si porta avanti questa battaglia? Bisogna fare un'azione di lobby, come lo sta facendo il Mezzogiorno, no? Leggiamo in questi giorni su tutti i quotidiani nazionali che tutto il Sud si sta schierando contro, però non leggo dall'altra parte il mondo produttivo del Nord che sta facendo invece le barricate per difendere un diritto costituzionale. Quindi ci dobbiamo alleare, fare massa critica e far sentire le ragioni del Nord, perché l'autonomia non è un qualcosa che divide il paese, ma anzi lo va a rafforzare e casomai lo va a sistemare.